Potrebbe evitare le sbarre nonostante il delitto premeditato. Questa è una delle possibilità emerse nella prima udienza del processo presso il Tribunale dei minori di Venezia, che ha visto imputato l'allora 17enne di Pieve del Grappa reo confesso dell'omicidio di Bleda Dedia, 39enne albanese, accaduto il 20 gennaio scorso. A confermarlo l'avvocato della parte civile presente oggi all'udienza. È stata ventilata la possibilità che dopo i supplementi e gli approfondimenti istruttori che il giudice ha disposto si possa approdare ad una richiesta formale di messa alla prova. Questo potrebbe portare ad un'uscita dal circuito penale dell'imputato a fronte di un percorso strutturato di risocializzazione e di, chiamiamola, rieducazione. Quindi probabilmente niente sbarre per il giovane oggi maggiorenne che con un coltello colpì in un fendente mortale al polmone il 39enne albanese all'interno del boschetto di Via dei Carpini a Pieve del Grappa, dove si erano appartati per un rapporto omosessuale. E anche nelle prime udienze in rito abbreviato, con dichiarazioni spontanee e una memoria scritta, il giovane presente in aula davanti al giudice Antonella Toniolo e difeso dall'avvocato Elisa Berton avrebbe ribadito come l'omicidio sia stata una forma di vendetta per un abuso subito precedentemente. L'occasione sarebbe capitata quando l'allora 17enne, che continuava a frequentare una chat particolare, avrebbe capito che l'uomo con cui messaggiava era lo stesso che lo aveva abusato pesantemente e da lì sarebbe scattato nella sua mente la volontà di ucciderlo. E quel sabato pomeriggio nel boschetto avrebbe aspettato che la vittima fosse parzialmente svestita e quindi incapace di scappare per vendicarsi di lui. Quasi un raptus prolungato che l'avrebbe portato a commettere un omicidio con premeditazione e a rischiare oltre 20 anni di carcere. Per questo la giudice ha rinviato il procedimento all'11 novembre. In quella sede verranno sentiti nel contraddittorio i due consulenti, PM e difesa, sulla dinamica del fatto e sempre in quella data il Tribunale, il giudice per le indagini preliminari, nominerà il perito che provvederà sulla perizia psichiatrica nei confronti del minore. Quindi si confronteranno i due medici legali, ma si stabilirà anche la condizione mentale dell'imputato prima di decidere per la messa in prova. Attualmente il giovane si trova nell'Istituto Penale per minorenni di Treviso, anche se la difesa ha chiesto il trasferimento. È stata reiterata la richiesta di collocamento in comunità, sono stati sentiti anche gli psicologi che ce l'hanno attualmente in cura, sul punto però il giudice si è riservato una valutazione. Nell'udienza la difesa ha proposto anche un risarcimento alla famiglia della vittima. È stato consegnato un assegno circolare, l'importo lo tengo riservato, in favore della moglie e dei due figli minori e dovrò naturalmente interloquire con la famiglia del signor Dedia per valutare se riterranno congrua la cifra proposta oppure no. È possibile che la sentenza di primo grado si arrivi entro la fine dell'anno, poi bisognerà vedere gli sviluppi anche sul punto della valutazione peritale e sulla capacità di intendere e di volere.